Buonasera a tutti, visti TV, tenore de oggi, die 23 del suo mese di Natale, sempre dai nocche, dai via Salvemini numero 11, dai vizi, dai Savida dei vizi, dai Sa Barbaggia dei vizi, dai Sa Sardigna. Bene, cominciamo ora a settimana di oggi e insomma la stessa maniera danno una cratera come si presenta a salire, sta dai no, che dai sul balcone dei BCTV, ecco, questa bella ida nitida, viene determinata i suoi contorni, insomma, sull'intorno fino a chi sa, tiene una certa definizione, insomma, abbastanza buona, sempre questo, dove loro hanno questa copertura sin da innanzi, sì, ma vabbè, insomma, che parte dei suoi paesaggi. Coccolato, come interesse il vederne, coccolato. Ecco questa stessa del Posacurzo, la solita creia, questa pala eolica proprio dietro, dritta a Sacreia, a Baitana da Enoca del suo balcone del BCTV, questo è proprio ingiusto a Sacreia, allineata. Bene, andiamo a vedere non era su Zaravallo oggi, oggi dire martesi, 8 gradi temperatura massima, 6 gradi temperatura minima, quindi anche fritto. Eh, e mi pare che c'era dia di equinozio, mi pare che c'era la dia poscursa del sanno, insomma, come in canno, come è molto crescendo nel qualche per minuto, insomma, rispetto a prima. Sul tempo scommenteste Morinedda che deve cominciare verso la Sunni chi potete la dire, insomma, potete la dire Morinanne nel si babassa un pacchetto di abba a Terrino, dica se così via che non ha bisogno, crasa 8 gradi al massimo, chimbe minima, quindi poi il fritto de oie, e poi Murinedda verso la Sanova Saldecche, poi che lo cuculato, ma abba, non bennata. Sabba la speriamo invece poi ovvia. Bene, dimos come te les preparannesa, ida a saesta, ecco, per l'albero di Natale, poi veste su presepio, le solde bitarte, poi questo manzano o a porteria per fare che sul giro posso presepio, che sono che ne saida, se non provate, cioè vabbè, non aspettiamo schizzelle, ecco questo è sul palco che hanno fatto già montato, no, che vanno a cantare Dolce Nera e Sosistentale. Bene, vamos un toccamento ed ollo, Marianze la Burrai e il zio de Mocchedda, nel stoccamento in San Savino, per sbagliato come ieri scrivenne, di Montecolombo, Rimini, a 93 anni, finché è morta Marianze, la Burrai, de solde Re Mocchedda, la stia del Battore Cordeddu, Pintus, mamma di Maria Antonietta, Giuliana e Pasquale, sorre di Antoni e de Solviato degli Ogli, Pascaleddu e Ciceddu. In Ciceddu è un grande amico, come non posso rispondere, scusate un attimo, buon che tiro sul microfono, può uno
a scusare, ma dalle scritte io ho tanto il filo spennenne e questo è una cosa adesso a casa mai visti non potevo non rispondere. Allora, e quindi Munnan, esorre del Cicedio, noi spero lamentato, il Cicedio, ti cose che hai problemi, insomma, a desimovere, però metta con notte in bici. In bici stai in loppio, a costato della macchina da errare de Pepe Diavolo, praticamente proprio la doma cara a cara, qualche brezzichetta, in cui che pennia furia, che in tai abbina da dome solo. S'interro este oie, no crasa, in San Savino, mercoledì del 24, a Saldecche, condolenze e pazienza a sua famiglia tutta da parte del Vizi TV. Ecco, Marianza uguale e precisa prima di partire dai Vizi. Bene, poi bisogna questo cane che si è stato assappato e mi pare che poi batta qualcuno che lì che il cane in zona del Goloneo, quindi insomma il telefono è scusto, telefonate, chi la perde tu ha questo telefono che bestia in BCTV e lo potete assappare. Deve essere un po' pointer o non so come si narrata né nieddu che bisogna pure colore marrone. Bene, ecco sul giornale. Dimos non narrano sul giornale, se cominciamo dalle prime pagine, questa è Unione Sarda. Allora, i misteri del 41 bis nell'isola non siamo stati informati, questo è il sindaco di Utah, poi diamo articolo a Banoa con guagli illegittimi, di questo pure diamo articolo e invece qualche cosa la leghiamo adesso editoriale, insomma, ecco, del suo giornale. Nei quartieri storici di Cagliari risuona un bel concerto di campane gradita continuità di altri tempi. Eppure la domenica a malapena esse richiamano il numero di fedeli un tempo consueti nei giorni feriali, cioè non binnato senti che bianati in pruso. Un fatto che però non ci dice del tutto dell'abbandono della religione o della richiesta di una nuova spiritualità che al contrario certi altri indicatori rivelerebbero in ripresa. Fatto questo, in premessa, bisogna dire che la musica delle campane cagliaritane è arrivata dal balcone proprio mentre nella TV si ragionava delle preoccupazioni del governo americano a proposito della perdita della civiltà europea da qui a 2 decenni, la civiltà europea da qui a 2 decenni. Ho subito avuto un flash mentale, allora fare in tempo a sentire anche il canto del muezzin dalla torre della moschea, forse 20 anni sono pochi, un minaretto ha i suoi costi, cioè il besteso rischio che poi invece di ascoltare la scampana, la scurte, la preca del suo minaretto, insomma, in Occidente è la data di Natale a segnare il tempo, con le lancette che nel 2030 arriveranno ai 2000 anni dalla nascita di Gesù Cristo. Ma non è detto che questo riferimento regga nel mondo non più egemonizzato dal cristianesimo. Niente da stupirsi, tenendo presente che nel tempo in cui lui viveva a Nazareth, i sacerdoti del Tempio si orientavano secondo la datazione biblica, mentre nel palazzo accanto il governatore romano datava il tempo a Burbe Condita, cioè dalla fondazione di Roma. Certo, oggi per noi sarebbe una complicazione mutare i nostri riferimenti temporali, ma non è nato che questa mutazione non visiata, quindi è una riflessione questa che bestoglie editoriale di questa Unione Sarda, una riflessione che non dobbiamo rispondere, che naturalmente anche non condanna, non è discriminazione denuda, ma comunque una datazione del suo tempo è proprio legata a storia, è legata, cioè abbia la datazione scusta, abbia la datazione stunatela, ma non è nato chi come questa datazione dopo Cristo e Anticristo
restet un'adattazione universale pro sempre, insomma. Cioè potete essere scrivere dopo che tennisco 20-30 anni da oggi questa adattazione potrà cambiare come è scambiata ai sostempo, insomma, io resto intendente, prima iti abba fondazione urbe e altra invece l'adattazione cosa biblica iti galo diversa. Bene, andiamo da innantisi e facciamo l'archeologia. L'archeologa, scusate, Maria Ausilia Fadda vince il premio Donna a FIDAP 2025. Maria Ausilia Fadda è stata, insomma, è responsabile dell'ufficio tutela del numero e si occupa di tante cose. Hanno fatto venire un convegno in vista su pane come è stata premiata. Però questa pagina non l'ha proposta per Maria Ausilia Fadda, ma l'ha proposta per Contos. Uno sguardo aperto sul mondo. Chi sono i protagonisti di questo conto? Natalino Piras e Nico Oruneso, due vizichesi, Tempo di Natale, il 16° di 20 libretti sulla vita globale, cioè sulla vita globale e locale, insomma. Numero 16 è Tempo di Natale, in distribuzione come gli altri 15 nell'edicola di Giampiero Concas e nella libreria Miele Amaro nel corso di numero. Abiti da quando si è iniziato a pubblicarli a fine agosto sono in continua prenotazione nell'edicola di Bastiano Calzino. Si tratta di Contos, libretti formato 14x20, una media 55-60 pagine cada uno, edizioni Il Paese portatile, letteratura alla macchia. Questo è il tipo di edizione. Artefici dell'intrapresa sono Natalino Piras e Nico Runesu, entrambi bitesi, amici da lunga data che hanno fatto insieme diversi lavori riguardanti arte, letteratura, storia e storie. Piras scrive, Orunesu imposta la grafica, disegna le copertine e stampa. La tiratura sono copie numerate, sinora arrivati a 350. La prima serie dei libretti arriva al numero 20 tra fine anno e prima metà di gennaio. Ciascun titolo svolge un tema da subito visualizzato in una pellicola acquerellata che va dalla prima alla quarta delle copertine, tutte di colore diverso. I fotogrammi di ciascuna pellicola sono fotografie, disegni, volti, paesaggi, luoghi, campane, terre e acque, tutti adattati alla dimensione del tema che ciascun volumetto svolge. Ci si muove come narrazione nella linea del locale globale, uno stile di scrittura che mette insieme l'alto e il basso, il sacro e il profano, la tragedia e la condizione umana di uno dei paesi luoghi popolati di individui e folle. Contos inizia con i vicinati, memoria storica dove scorrazzavano bambini e galline, e come sosta nel tempo di Natale ci sono la novena Missimpuddu, Zabeffana, ma pure un resoconto di viaggio nella Palestina del tempo di Gesù e in quella nostra contemporanea devastata dalla guerra. I bambini di Gaza come gli innocenti fatti uccidere da Erode. Attraverso nei singoli libretti troviamo bettole e scopiles come santuari, ma pure santuari come chiese campestri e cattedrali, preti di carisma e altri che si adattano a fare esorcismi, banditi, abbigiatari, insomma, tropeiales, mendicanti, vagabondi, pellegrini, tipi particolari, il tempo contadino e il cinema di paese, genti di Dio e cataloghi di diavoli, fatti realmente accaduti e altri inventati, fissati in un punto oppure dilatati lungo secoli e millenni, come vogliono la storia e il mito dei sardi. Il corpus centrale, dal 6 al 10, narra del nostro
narra del nostro, come Sardi, romanzo storico dei Sardi, le carte d'Arborea, diffuse a metà del XIV secolo, come referente. E poi il falso più vero del vero, cioè, in effetti la carta di Arborea in falso sul vero del suo vero, insomma io ho proprio occasione dell'allegre e Bonnaro chi noi skinne chi sono valsa già l'idea che sia una vera già non solo mi piace, insomma mi entusiasma, ma questa è l'impressione che napo apito, cioè se non è peschito che la scarta di Arborea in falsa la saia polessa povera, insomma tanto è bene contata la storia appunto del suo giudicato specialmente del corso di Arborea. Bene, andiamo da innantesi, in Ogliastra, corsa agli acquisti e Bitti si prepara alle Cortes. Allora, le festività di dicembre a Bitti vanno in scena sotto una stella speciale, le Cortes de Natale. La rassegna invernale, realizzata grazie al contributo della legge 7 della regione, culminerà il 31 dicembre con la festa in piazza Sproni e il brindisi di mezzanotte, accompagnati dall'atteso concerto di Dolce Nera e degli Stentales. La giornata si aprirà all'insegna della tradizione con Sarina Capute, ovvero l'acquisto dei bambini che nelle case e nei negozi raccolgono dolci e monete in segno di buon augurio. Dopo le 11 si apriranno le cortes, i laboratori artigianali, i punti di storo e dello street food. Dal mattino le note dei tenores e la musica di altre formazioni riecheggeranno tra i vicoli, tra i viottoli e le piazze del centro. Nel pomeriggio altri momenti di intrattenimento, i riti religiosi della tradizione e al termine della messa del Te Deum nella chiesa di San Giorgio Martire propone le bulustrinas, pioggia inaugurale di monete dalle finestre della casa parrocchiale, poi l'uscita di Sunnennedu, un'antica statuina del bambino Gesù che viene portata in processione fino all'area museale, attraverso i vicoli del centro storico con canti in sardo del vasto repertorio locale, rilanciati dal tenore romanzesu. Per lo shopping di Natale sono le ultime ore, via Monsignor Virgilio e le altre strade commerciali che noi siamo in Tortolì e quindi i suoi visti l'hanno già tutto canto lì su. Bene, poi va bene, no, che sono sparita dal diapositiva adesso de esos eventos, insomma, però là torniamo a pescare in qualche maniera che tanto abbiamo il bisogno, eccole qua, la vediamo e andiamo verso l'appuntamento prima del sicuro che sarà segna stampa, che nella posta sin qua, e non la vediamo. E allora, vediamo che non sono appuntamento, inconvenientes, allora, non vamos a l'appuntamento, non questo dei 20 kimbe, dei 20 kimbe di Natale, cioè di posticrale, insomma, il dia di Natale, che bisogna solo zampugnare in piazza a mezzodì e poi a Saschimbe vamos la proiezione del cinema. Ma poi brincata a su 27, però prima del su 27 vamos su 26, che non esposti in ordine e beh, sul concerto di Natale adesso scolo organizzato su quello Salvatore Cartella mi pare che riesca a cramare comunque Bustiano Delai chi mananato chi mana manare dalla locandina e bollapo a fare a pubblicare appena chi mi arriva insomma ecco questo sono los eventos vediamo i te batti in luvola vediamo un pacco in luvola si va qualche cosa ecco qua in luvola a quale data andiamo allora 23 e bisogna zampugnare in piazza a Sastrese in soccorso poi per esempio su 23 il luvola bestia su coro gospel però non va a fare il coro gospel per pure in vista su 27 e adesso ma si corrono è diverso e quindi
BC TV non trasmette questa diretta dai Lugula, ma da trasmette questa diretta dai Bizzi, a die 27, poi a die 28 in Lugula, chiesa parrocchiale Piazzale Loreto, veste Olisabe Place Sarachino, chi este non è proprio un teatro, è una recita del testo, poi vabbè, spiego mentre che hanno bisogno a curso, che mi hanno mandato sul posto che gli spiega di che si tratta. E in che questo Antonio Marras, che è attore, organizzatore, e quindi insomma non ha fatto lo impedimento a fare a fare la diretta. Bene, quindi questa è la scuola che ho brincato, torniamo in dai secoli sul giornale, come torniamo, abbiamo una via ricca di informazioni, insomma, questo conto, poi tocca di andare a sue cartinette o lo prenotare. Io appena termino questa trasmissione hanno diritto appunto a fare questa prenotazione. Questo l'abbiamo già visto su Mattessi. Siamo in danno dell'ospedale di Nugolo che battapito un'ispezione come te abbiamo visto la lateral diese, Nina Carai, mi ricordo della famiglia di Zia Mansela, certo Nina è una famiglia dove Remucheda metà con nota, insomma, e quindi tutto non lamentiamo. Il direttore dell'area medica, dopo le polemiche seguite alle ispezioni del commissario ASL, narrata: qui garantite sicurezza e qualità. Mauro Pisano, sulle criticità, una tempesta in un bicchiere d'acqua. In effetti Luca hanno sappato, siamo a dire in pacca scosa, insomma, in disordine. Una tempesta in un bicchiere d'acqua. Mauro Pisano, direttore del Dipartimento Area Medica del San Francesco, liquida così le notizie che hanno gettato ombra sull'operato di 3 reparti. Parla dopo il via libera della direzione, intervenendo su una vicenda esplosa con un comunicato stampa della SL senza dettagli ma dai toni allarmistici che faceva riferimento a inefficienze e problemi organizzativi, e chiarisce subito: distinguiamo tra criticità che incidono sull'assistenza e sulla sicurezza clinica del paziente e criticità che riguardano ambiti extra assistenziali, logistica, spazi comuni e manutenzione. Ed è proprio su questo secondo piano che colloca le mancanze finite sotto i riflettori, luci che affievoliscono davanti ai risultati che i reparti hanno raggiunto e stanno perseguendo e riportano il San Francesco ad hub attrattivo per giovani medici. Rimane la coda polemica sulla guerra delle poltrone, per molti alimentata dalla nota SL arrivata alla scadenza del mandato del commissario Ario Zuccarelli da Sumu, che ha i requisiti per partecipare alla graduatoria DDG, cioè che non ha i requisiti DDG, con la direttrice del San Francesco Grazia Cattina, che invece ha fatto domanda, e chi li ha che te veramente si rimannica sul macarrone si inconca. È inutile commissario nominato da essa politica. Annora da innanzi la regione no al liceo linguistico, delusione a Siniscola ed Orgali, bocciata la proposta di ampliare l'offerta didattica del Michelangelo Pira, la regione non l'ha concesso. Andiamo da innanzi, i conguagli a Banoa sono illegittimi, si devono restituire. Cioè, fate so sconto, scusate che questa sabba l'hanno consumata, poi qualche irregolarità, e notifica e così via, assaine li storran sui nari, e chi è pacata sabba che questo hanno consumato? Noi sì, naturalmente. Cioè, basta questo occhio di allegria in internet e poi ha vinto questa causa chi a Banoa, ma poi però a Banoa deve tornare a conguaglio, cioè deve tornare praticamente né in guadagno né in spesa né in passivo, e dunque su chi deve tornare ai custodi chi
non pagano a carichi formalitate chi li ha dato intanto vabbè stabilirsi poi a questo ultimo pronunciamento sul tribunale questo se questo non pagano qualcuno la deve pagare e cioè è ripartita questa bolletta adesso usatelo cioè chi ha consumato non paga chi è invece spaccane regolarmente non paga somme non dovute, richieste legittime, pretese avanzate con la minaccia di sospensione del servizio, mancanza di trasparenza, violazione delle regole tariffarie, calcoli arbitrari. È un'importante vittoria quella di Mauro Pili e del suo comitato Unidos contro i conguagli a Banoa, ma cioè, dopo una lunga battaglia giudiziaria e non solo, ieri il Tribunale di Cagliari ha accolto la class action promossa con ben 25.000 partecipanti e ha stabilito che le somme versate dai cittadini appunto non dovute devono essere restituite. E vabbè, l'azione collettiva, la più grande mai fatta in Sardegna, è tra le più rilevanti a livello nazionale. Era partita nel 2015, quando a centinaia di migliaia di utenti erano state recapitate bollette che contenevano, oltre alle normali voci, anche a partite pregresse e conteggi riferiti ad un periodo compreso tra il 2005 e il 2011. Le ABA consumata naturalmente, richieste alle quali subito l'ex deputato ed ex presidente della regione si era opposto per una serie di ragioni. In sintesi i cittadini non potevano essere chiamati a pagare anni dopo errori gestionali, squilibri finanziari o scelte compiute senza un'adeguata informazione, senza il rispetto dei principi di correttezza e buona fede. Tanto più che il criterio utilizzato da Banoa per esigere la cifra complessivamente oltre 106 milioni di euro, quindi pensate quanto Amora deve spaccare, secondo il calcolo fatto all'azienda ricadeva persino su persone che non erano neppure clienti di Abbanoa in alcuni di quegli anni. Vabbè, questo può essere pure successo. Dunque il tribunale, la sezione seconda civile in composizione collegiale con la presidente relatrice Maria Grazia Cabizza e i giudici eccetera eccetera, pronunciato una sentenza che stabilisce che i conguagli a Banoa riferiti al periodo 2005-2011 così come determinati e ripartiti non sono legittimi. Il metodo utilizzato, che ha fatto gravare costi accumulati in un arco temporale molto ampio solo sulle utenze attive in un singolo anno, viola i principi di correttezza, trasparenza e legalità. Agli utenti che hanno aderito all'azione di classe spetta la restituzione delle somme indebitamente versate, secondo un criterio omogeneo di calcolo. E va bene, vediamo come è andata a finire. Sanità, pronto l'elenco dei DG, ma la trattativa parte in salita, cioè no che bestia il manuale Cencelli di applicare, donde che fa che sto da conto suo, ma sono spartito chiaramente. I piccoli partiti mediano, donde le aziende meritano una prospettiva di lungo termine, 12 nomi da indicare entro l'anno, ma è gelo tra M5 Stelle e PD. No, che amano i commissari della sanità, questi sono i commissari che bisogna attualmente, tutto nominato da essa presidente. Uscire dalla fase commissariale delle aziende sanitarie è urgente, così non ho già Corte Costituzionale il bozza tutto, ed è il Giametta che non ha ammesso, cioè non si che si ammette sul ricorso dei soldi G che sono stato dimesso d'imperio pure se non in scadito. Alessandra Tode lo ha confermato anche ieri in occasione della conferenza sociosanitaria della SL di Cagliari. Si tratta solo di stabilire in che modo la Presidente della Regione ed assessora ad interimi alla sanità ha due strade davanti. La prima, più facile ma anche più pericolosa, procedere con le nomine dei direttori generali, 12 in tutto, a prescindere da accordi con le forze politiche alleate, in particolare col PD, partito di maggioranza relativa nella coalizione, con cui lo stato dei rapporti non gode di ottima salute, soprattutto dopo il caso Egas. Qualcuno in maggioranza ne parla
come di un possibile colpo di mano. Una strada pericolosa perché non farebbe che mettere a repentaglio la stabilità del campo largo in Sardegna. L'altra via è quella saggia, su questo lavorano soprattutto i partiti piccoli come Orizzonte Comune, Sinistra Futura e AVS, impegnati a fare in modo che la Presidente e il suo partito M5 Stelle ed il PD parlino tra loro, perché allo stato attuale la comunicazione è inesistente. L'oggetto del contender è legato ai commissariamenti delle aziende sanitarie deliberati mesi fa per effetto della riforma d'imperio. Naturalmente il PD aveva preferito smarcarsi da quel giro di nomine fatte in applicazione di una legge che sarebbe stata impugnata, come poi è successo. In quel caso la governatrice era andata dritta per la sua strada, indicando 12 nomi. Oggi i democratici non vorrebbero rimanere fuori dai giochi. C'è pochissimo tempo per le interlocuzioni. Vabbè. Manuale alla mano. Andiamo da innanzi, colonoscopia e visita allergologica in Sardegna, impossibile prenotare. Ecco, additevate tutto questo gioco politico, va tutta un'inerzia del suo sistema sanitario. Il piano straordinario d'abbattimento delle liste d'attesa per ora non produce effetti. Dal CAP web emergono dati allarmanti, in tilt il sistema sanitario. Capo web lo uso io pure, che non potevi prenotare una visita, entro su capo web e mi prenoto la visita che non andare a fare prenotazione su l'ambulatorio o in altri luoghi. Mosca, no, questo è una cosa che riguarda questa pagina 13, ma hanno posto in pagina 15, torniamo dopo. Stiamo in pagina 13, legge sarda impugnata, è l'11ª legge impugnata. Il governo ha impugnato un'altra legge sarda, si tratta di un provvedimento che modifica quello delle aree idonee per l'installazione di impianti da energia rinnovabile. Lo stesso bocciato pochi giorni fa, poi aveva fatto un emendamento di precisazione su questa questione del spannello solare e saldomolo. Una norma che semplifica le procedure per la realizzazione di impianti fotovoltaici anche nei centri abitati. Ieri il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, ha deliberato di presentare ricorso. E quindi questa pure sta impugnata la legge. Prezzo del latte, ribasso in vista, ecco no, che abbiamo una nota dolente, abbiamo del supplio sul latte, la protesta degli allevatori, l'industria vuole darti 10 centesimi in meno. È chiaro che non è proprio volontà totalmente dell'industria, ma del suo mercato, insomma. Il prezzo del latte ovino alle porte del Natale torna a infiammare le campagne sarde. I pastori sono preoccupati, nuovamente sul piede di guerra, dopo i primi contratti sugli acconti stipulati con gli industriali. L'Arabia segna il passo a distanza di 6 anni dalle lotte di piazza con il prodotto sversato nei terreni delle aziende e nelle strade. In segno di protesta contro il prezzo considerato allora troppo poco remunerativo. Nuovi ribassi, insomma gli allevatori tornano a farsi sentire, le posizioni. Nei giorni scorsi i produttori hanno ricevuto una lettera dal Consorzio di tutela del pecorino romano a firma del presidente Gianni Maodi. Il contenuto può essere anche condivisibile quando si parla di non svendere il prodotto per mantenere il prezzo adeguato sul mercato, chiarisce Sanna, ma quello che noi produttori interessa è quello che stiamo chiedendo, è il prezzo giusto per il nostro prodotto, il latte. I pastori si stanno facendo una domanda: se non stiamo svendendo le scorte di magazzino di Romano, come mai noi ci ritroviamo con 20 centesimi in meno rispetto a 2 anni fa? Perché dobbiamo sempre rimetterci noi? Dimanda a Sacale Toccata di rispondere.
andava da innanzi, patto con la Germania per dividere il progetto dell'Einstein Telescope in occasione della Nuova Sardegna, i ricercatori italiani già al lavoro in Sassonia, abbiamo dato conto eresi, quindi poi andiamo da innanzi Gai. Nasce Sardegna Aeroporti, manca solo l'ultima firma, ecco, praticamente la F2I, l'inchiesta accaparrà nell'ultimo aeroporto, gallina dalle uova d'oro, chiaramente roba passiva non ne piccano e quindi tutto l'aeroporto della Sardegna risulta in mano alla F2I, ma guardate bene che in F2I non manca sa politica. La politica non manca assolutamente, ca bestia in palas, cabras e spesso insomma che sono della Fondazione Sardegna, che hanno tutto l'interesse a aumentare il capitale di presenza in F2I, cioè sono io che insomma di interesse, e poi bestie sumere del questo giornale, insomma, Nuova Sardegna, chi seppur este praticamente in F2I, mentre ad un credo che este mere del satiro giornale che fa che appunto opposizione este in fora del F2I e quindi l'aeroporto lo dia che lasciare indipendente e de gai la penso pure io assolutamente non potremo cedere le attività che sono attività che oggi è della regione della Camera del Commercio di Cagliari e di Oristano. La giunta regionale si appresta a deliberare nelle prossime ore l'ok al progetto di fusione in una holding delle 3 società di gestione dell'aeroporto Sardi. La delibera a indirizzo che verrà adottata riguarda fondamentalmente il soggetto istituzionale che a nome della regione firmerà l'ingresso dell'amministrazione della nuova società da parte appunto della regione. In primo momento si era pensato che l'atto costitutivo potesse prevedere la partecipazione dell'ARS, ma alla fine si è optato per una figura istituzionale nella persona del direttore generale della presidenza della regione, incarico oggi ricoperto da Giovanni Deiana. Con la delibera di indirizzo che verrà assunta risulterà fattibile firmare entro l'anno il closing, cioè sottoscrivere il contratto definitivo che formalizza la cessione della quota di maggioranza di Soager, 94,44% posseduta dalla Camera del Commercio, al fondo F2I Ligante, in cambio di un ingresso in concambio nella costituenda società sarda di gestione degli aeroporti, cioè praticamente F2I non paga manco uno soldo, gli dà solo azione di presenza in questa società, finché comprata un aeroporto in un bel battispeso 250 milioni di euro, la regione è stato e finché lo ciucciata che ne spendere un branco. Classation contro Abanoa sui conguagli, la società condannata a restituire i soldi. Il Tribunale Civile ritenne illegittimo 106 milioni di euro ricevuti per fatture non dovute, veramente non dovute in ritardo. Bene, sul 41 bis ignorata la voce dell'isola, entro 2 mesi i primi boss a Utah, potete scrivere, no, che è veramente potete stare entro essa gabbia. Abbochinamolo, non che tiriamo giù un bottone e andiamo giù stazzolato tutto dal vestese, però poi è solo un'apparenza, insomma. Comandini, PD, decisioni inaccettabili, SEDA, una nuova servitù e quindi i teachimos verso una nuova servitù e dunque ormai manca solo l'ufficialità, ma intanto è arrivata una scadenza. I primi boss saranno trasferiti ad Utah entro febbraio. Un'indicazione ufficiosa che fa il paio con quella che esclude il carcere di Bancali dalle liste dei nuovi penitenziari dedicati alla detenzione delle carceri in regime di 41 bis. L'esclusione non sarebbe figlia di un ripensamento, ma di un semplice conto matematico. Nel carcere sassarese sono già rinchiusi 94 detenuti del 41 bis, dunque non c'è spazio per nuovi ingressi. Non filtrano indiscrezioni sulle tempistiche e i nuovi arrivi.
speciali nel carcere di Bagdad, Carlos a Nuoro. Cioè, quindi non è finita Chinutta, ma bisogna che devono arrivare. Viene già chi Bichento da canto pare. I detenuti del 41 bis non siamo stati avvisati, parla il Domenico Arena, a rischio di sforzi per aprire le colonie penali, un rapporto più equilibrato con il territorio. Trasferimenti, narrate il provveditore regionale, competenza, il competitore regionale, narrata competenza del ministro, il sistema isolano è già in sofferenza. Su Arena allora Domenico Arena, 59 anni, dallo scorso gennaio è provveditore per l'amministrazione penitenziaria in Sardegna, siciliano, ha fatto gli studi universitari a Sassari, a destra è sotto il carcere di Utta, cioè praticamente è uno direttore del carcere. I detenuti al 41 bis da trasferire in Sardegna, quanti e dove? A Utta, a Nuoro, mistero. L'amministrazione penitenziaria regionale non sa cosa intenda fare quella nazionale. Non siamo stati consultati né interpellati né informati. Alza le mani il provveditore per la Sardegna Domenico Arena, siciliano di nascita, poco meno di un anno fa è stato trasferito da Roma a Cagliari con l'incarico di sovrintendere al sistema carcerario isolano. Un ritorno nell'isola per Arena che ha vissuto a Sassari gli anni dell'università. Andiamo alla politica internazionale e inoltre questo caos totale. Mosca, la bomba collegata all'auto dell'ufficiale esperto di addestramento, generale russo ucciso nell'attentato, sospetti sui servizi segreti ucraini, ma pur sospetti che Bapata maretta interna a entourage del Putin. Un ordigno con 300 grammi di tritolo posizionato sotto la sua vettura e collegato al freno ha fatto detonare a distanza. È morto così a Mosca il generale russo Fanil Sarbarov. Il militare, 56 anni, supervisionava l'addestramento al combattimento e alla preparazione delle forze armate russe nel conflitto in Ucraina e aveva una vasta esperienza nelle guerre post-sovietiche del Cremlino, dalla Cecenia alla Siria. In Cecenia pure le schitte abbiamo fatto, bisogna colato che saruspa in Cecenia, praticamente hanno morto qualunque tipo di oppositore e hanno poi posto in trono il filo russo, che hanno infiltrato da prima. Il portavoce presidenziale Dmitry Peskov ha parlato di un terribile omicidio, annunciando l'apertura di un'indagine. Fra le piste battute dagli investigatori c'è quella secondo cui il crimine potrebbe essere stato orchestrato dai servizi segreti di Kiev oppure dal Kosovo russo. Sakharov non è il primo militare russo ad essere preso di mira a partire dall'inizio della guerra su larga scala tra Russia e Ucraina. A dicembre 2024 i servizi di sicurezza ucraini rivendicarono la responsabilità di un attacco simile con un alto ufficiale militare russo, il tenente generale Igor Kirillov. Lo scorso aprile poi il generale Yaroslav Moskalik rimane ucciso nell'esplosione di un'autobomba, sempre a Mosca. Se l'intelligence ucraina potrebbe aver avuto un ruolo nel fatto di sangue, un allarme che questa volta riguarda ipotetiche azioni di Mosca è giunto anche da 2 servizi segreti di paesi della NATO. Secondo l'intelligence, la Russia starebbe sviluppando un'arma per colpire satelliti Starlink di Elon Musk. L'obiettivo, viene spiegato, sarebbe quello di frenare la superiorità spaziale occidentale che ha aiutato l'Ucraina nel campo di battaglia. La nuova arma sarebbe in grado di colpire Starlink con nuvole di schegge orbitanti per disattivare i più satelliti. E insomma, a quanto pare questa guerra mette a largo da terminare.
torniamo in dai secoli a cliccare questo chi targato numero 3 ma riguarda ecco qua, salta lo stop, no questa non è, non venta nulla e non la sappiamo, eccolo qua, Mosca, cioè, questa è Unione Sarda, Mosca, generale ucciso dal tritolo sotto la sua auto, guidava l'addestramento, accuse russe agli 007 di Kiev. L'UE con Macron ma rinnova le sanzioni a Putin. È il accordo che Macron ha a trattare, ma intanto però mantiene la pressione. Altri 6 mesi di sanzioni in attesa di un nuovo pacchetto di misure entro il 24 febbraio 2025 dell'Unione Europea finisce come era cominciato, con l'obiettivo senza scadenza di aumentare la pressione economica sulla Russia. Del resto i colloqui di Miami hanno prodotto poco più che belle parole e sulla tregua di Natale è stato lo stesso Vladimir Putin a porre una pietra tombale. La linea dell'UE non cambia e ha ribadito Palazzo Berlaymont non è destinata a farlo, visto il perpetuarsi degli attacchi russi sui civili, cioè mentre Ucraina bombardata petrolieras e raffinerias, lo russo lo bombarda tutto a tappeto. Israele, la commissione d'inchiesta monta la rabbia sul 7 ottobre, qualcuno deve spaccare in cui pure il primo passo ora è compiuto. In Israele un comitato di ministri ha approvato una proposta del partito governativo Likud per avviare un'inchiesta sulle circostanze che hanno portato all'attentato di Hamas del 7 ottobre 2023. Adesso si attende il via libera della Knesset, il Parlamento nazionale, con una votazione preliminare prevista per mercoledì. USA 450 passeggeri rischiarono la vita per il razzo di maschera esploso. Gli schiffi macchia, alta la pretesa pure intenzione di hackere viaggi spaziali e esurassero questi gesti scoppiati in artu e ha posto in dubbio insomma la vita di tanta gente in rischio. Un anno fa i detriti dello scoppio dello Starship minacciarono 3 aerei in volo, cioè quindi che poteva praticamente hackere ruga 3 aerei che costurato è scoppiato in volo. In questo terminiamo dopo 49 minuti, cioè praticamente quasi insomma che minuti già un'ora già ittenova già dai oie tocca attacchi in corsa e poi in qualche maniera che vai troppo cosa l'unica cosa che posso ridurre è questa questione della rassegna stampa, magari che poniamo un spacca roba in travaglio, insomma, ecco, salutiamo intanto a Giovanni La Macchia, poi a Celia Coduini, la Carai, che hanno salutato metta amichevolmente commenti hacker, belle che sempre, e poi la sigla di tancatura, eccola qua. A mezzo vedere di buon a tutto da EBC TV, adioso e mezzo da cara.